Da tempo sui social circolano queste foto. È la salita che da Valstagna porta a Foggia. La strada è piena di buche, o meglio dire voragini. Alcune sono state rattoppate in vista del passaggio del Giro d'Italia di sabato. Qualcuno ha appeso questo striscione ironico: passate anche nel 2018, ci sono altre buche da asfaltare. Questa situazione ha mandato su tutte le furie il consigliere della Lega Nord Nicola Finco, che punta il dito contro la provincia. Era dovere di Variati, dice, intervenire. La Regione ha fatto il possibile per dare lustro al territorio bassanese e all'altopiano portando una tappa del Giro d'Italia. Dispiace vedere che la provincia invece non ha fatto nulla, non ha asfaltato le strade, ma soprattutto non sta garantendo l'incolumità dei cittadini che transitano quotidianamente sulla strada provinciale che da Valstagna porta a Foggia. E in effetti, al di là dei ciclisti professionisti, qui c'è in ballo la sicurezza di tutti, amanti delle due ruote e non. La provincia, guidata da Achille Variati, dice da tempo che i soldi per la sistemazione delle strade non ci sono. E allora, che fare? Il presidente Variati, quando è ora di candidarsi a fare il presidente, fa il diavolo in quattro, fa di tutto per garantirsi ovviamente la poltrona di presidente e poi non fa altro che lamentarsi contro il governo. Ricordiamoci che il governo è della sua stessa parte politica, quella parte politica che ha deciso di tagliare i trasferimenti alle province, quindi se oggi ci sono dei problemi, invece di lamentarsi, dichiari il fallimento della provincia di Vicenza, si dimetta e consegni le chiavi della provincia al suo amico Del Rio, così magari verrà lui assieme alla sua amica Maria Elena Boschi ad asfaltare le strade provinciali e a risolvere i tanti problemi che purtroppo affliggono questa provincia.